Xi è una turista artista acquerellista che è venuta in Italia a studiare il paesaggio. Io le ho dato un passaggio, ma lei non ha molto coraggio. Patrizio, Oh. Patrizio, Cosa c'è? voglio scendere. Come vuoi scendere? No, perché questa Ma sì. questa moto non va in montagne. Come non vai in montagna, Elettrone? Vai in montagna, ma dai! No, ma è bella questa parte. Io voglio fare un quaderno. Ciao, ci vediamo. Non te la prendere. Dai, Elettrone, su, perché tu invece riesci ad andare in montagna. O no? Vabbè. Certo che ci riesce Elettrone e mi porta fino alla cima della collina. Questo è un luogo unico al mondo perché nel 2019 è diventato patrimonio dell'umanità. Bello è bello, lo vedo, ma per essere patrimonio bisogna che abbia qualcosa in più della bellezza. Siamo diventati patrimonio dell'umanità ed è la prima volta che succede per un sito UNESCO grazie a quello che viene definito un paesaggio culturale, ossia quell'insieme di caratteristiche che ne fanno diventare appunto un elemento unico. Bosco e vigne. Qui non c'è monocultura intensiva, non ci sono solo vigneti a perdita d'occhio. E quindi diciamo la biodiversità è preservata. La biodiversità è preservata ed è fondamentale. Ma mi colpiscono anche i terrazzamenti e mi sembrano un po' spettinati. Come vedi c'è soltanto erba, vengono definiti ciglioni inerbiti naturalmente, quindi non abbiamo terrazzamenti. Questo a cosa serve? Serve ad evitare ad esempio l'erosione del suolo, ad evitare problemi di carattere idrogeologico, per cui facciamo anche una funzione sociale proprio perché queste sono zone abitate. Quando tu vai in giro per l'Italia vedi posti molto belli, ma le azioni dell'uomo spesso sono bruttissime. Passi per una serie di capannoni, di cose. Qui invece l'uomo è stato bravo. L'uomo è stato bravo perché questa è proprio l'interazione tra quello che ha fatto il viticoltore da centinaia di anni e quello che fa la natura chiaramente, per cui diciamo che c'è un po' un mutuo soccorso tra natura e uomo in un equilibrio che noi dobbiamo cercare chiaramente di preservare. Adesso però noi ripartiamo in moto. Posso toccarlo? Assolutamente. Questo Ti è è permesso. un agricoltore patrimonio UNESCO. Assolutamente sì. Sei protetto dall'UNESCO, santificato dall'UNESCO. Cullato dall'UNESCO. Ma cosa vuol dire coltivare nel patrimonio UNESCO? Secondo la nostra azienda, secondo la nostra famiglia, salvaguardare il territorio, fare un prodotto di un certo tipo e soprattutto pensare al futuro e pensare che questi vigneti dove siamo circondati danno oggi, domani e anche ai nostri figli. Ancora una volta, far convivere agricoltura e natura. Allora, qui carta canta, perché la zona del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOC CG Assolutamente. è 18.000 ettari, ma solo 7.000-7.500 sono coltivate a vigna. E soprattutto c'è uno sfruttamento intelligente delle caratteristiche naturali del territorio. Devi pensare che al nord è il bosco. Il bosco che grazie poi alle prealpi ma alle Dolomiti ci difende dai venti freddi invernali. E poi grazie a essere lambiti dei venti caldi, miti della laguna, perché noi la laguna la vediamo quasi, e crea questo microclima, crea questo terroir meraviglioso che dal 1776 per la precisione ci dà la possibilità di coltivare il vitigno glera, detto prosecco, nelle nostre colline. E l'esperto di biodiversità è l'altro fratello, Alberto. Noi non tagliamo mai l'erba sotto i 15 cm perché se si taglia sotto l'erba a 15 cm si ammazzano tutti i funghi, batteri eccetera, quindi si distrugge tutta la biodiversità e sopra ci sono sempre i fiori perché gli impollinatori sono fondamentali su questo pianeta. Poi fate il famoso sovescio. Esatto, facciamo il famoso sovescio, a fine vendemmia a ottobre andiamo a muovere un po' la terra, a fresarla, così si dice, si seminano dei fiori, marzo-aprile diventano alti più o meno come me, danno il cibo alle api e poi una volta rullato diventa concime naturale per il terreno. La biodiversità aumenta anno per anno e se si aumenta la biodiversità a terra, la pianta diventa sempre più forte e questo è poi il concetto. E per rendere la loro terra sempre più amica della biodiversità, i fratelli allevano galline che concimano, allevano api impollinatrici
che a tempo perso fanno anche un miele naturale. Con me tu e il tuo fratello siete artigiani di natura. Non può mancare neanche l'orto sinergico. È un orto veramente dove non si fa nessun tipo di trattamento chimico, è tutto naturale. Sono molto ospitali nei confronti degli insetti, a cui hanno dedicato uno stagno e un bagotel. E servono come casette per gli insetti, li andremo poi a mettere tutto attorno al vigneto. E sono ospitali anche nei confronti di eventuali turisti e visitatori, con i totem esplicativi con tanto di QR code. Questa è un'azienda familiare, che più familiare non si può, perché chi si occupa dell'accoglienza dei turisti che passano di qua, eccolo qua, Sandro, Ecco. cugino. Abbiamo notato che il turista vuole sempre di più sposare al vino o trovare abbinamenti al vino con il cibo. Territorio e agricoltura, uomo e natura, che sia questo il grande cerchio della vite